Risponde ad un annuncio di lavoro e viene drogata con un farmaco e poi violentata a Mestre. In manette un 45enne residente a Milano, forse altri casi, si sospetta uno stupratore seriale. Ancora una tabaccheria assaltata da due banditi a Marghera, il titolare colpito alla testa col calcio di una pistola, la madre e la figlia della vittima, così non si può andare avanti. Il governatore del Veneto ottimista sul nuovo reparto di pediatria a Padova, 25 milioni di investimento pronti e tra 4 anni la fine dei lavori. Il comune di Conegliano intenta una causa allo Stato per mancata restituzione della giusta parte delle tasse versate dai cittadini. L'ira del sindaco Zambon e il parere del costituzionalista Luca Antonini. Anche i tassisti veneti sul piede di guerra contro la app Uber, che giudicano come concorrenza sleale, protesta in tutta Italia dopo la sospensione della normativa che bloccava i Riva. Si considerano in via di estinzione i veneziani del centro storico travolti dal turismo di massa e questa volta hanno protestato travestendosi da panda. Buonasera e benvenuti a questa edizione regionale del nostro notiziario che apriamo con la cronaca perché ha risposto ad un annuncio di lavoro ed è stata drogata con un farmaco e poi violentata. È accaduto a Mestre, in manette un 45enne che potrebbe essere anche uno stupratore seriale. Un annuncio di lavoro sul web e la sventurata rispose. Prima il colloquio a Verona, poi una cena a Mestre e quelle gocce subdole nell'acqua mentre lei si allontana dal tavolo. Un intero flacone di Rivotril finirà in quel bicchiere. E lì dentro negheranno anche i sogni di un nuovo lavoro. In stato confusionale, priva di intenzione e volontà, verrà violentata per ore. È la ricostruzione degli inquirenti della squadra mobile di Trieste al termine di indagini serrate e minuziose che porterà la Procura di Venezia a disporre l'arresto per Andrea Campana, 46 anni, domiciliato a Roma. È stato intanto tratto in arresto questa persona per questo comportamento che, vi ripeto, giudichiamo molto grave, non esitiamo a definire inquietante. Inquietante e brutale. È una trentenne, lettone di origini, ma residente nella città giuliana con il fidanzato, a finire nelle maglie del 46enne, catturato a Roma e ora agli arresti a Regina Coeli. La giovane donna aveva risposto nel luglio scorso a un annuncio su un popolare sito internet che offriva lavoro come hostess. Dopo una prima selezione a Verona, l'incontro finale a Mestre. Alle 22 l'ultima telefonata col fidanzato, quindi lo stordimento e la violenza. Alle 3 di notte Campanella accompagna la giovane all'albergo, come racconterà il portiere. Il fidanzato riuscirà a sentire di nuovo la ragazza soltanto dopo le 11 del giorno seguente, ma la troverà intontita e disorientata. Il giovane ha svolto un'attività di impulso perché la vittima non era presente a sé. La andrà a recuperare, la accompagnerà all'ospedale di Cattinara a Trieste. Esito, drogata da benzodiazepina, qualche scoriazione sul corpo, 28 giorni di prognosi. E la mobile di Trieste apre le indagini, ancora in corso. La 31enne infatti non è stata la sola a rispondere a degli annunci pubblicati da Campanella e si cercano eventuali altre vittime tra Verona, Mantova e Perugia. Chi dovesse avere notizie utili può chiaramente fare capo alla squadra mobile, alla questura di Trieste e poi svolgeremo gli ulteriori accertamenti. Ancora la cronaca con un'altra rapina a Marghera, preso di mira l'anziano titolare di una tabaccheria, ora si allarga la paura tra commercianti e residenti della zona. Sentiamo. Sono entrati due ragazzi con i cappucci in testa, coperti con il cappuccio in testa. Mia mamma era appena uscita, era andata a prendere delle medicine perché è senza voce e hanno detto subito rapina, questa è una rapina, e di conseguenza cercavano di far entrare mio papà nel retrobottega, solo che lui ha reagito. Erano da poco passate le 18 quando i rapinatori si sono introdotti nella tabaccheria di Piazzale Giovannacci a Marghera. Il titolare 75enne era solo e, visto che è già la seconda volta che subisce una rapina, questa volta non ha voluto assecondare i banditi, come ci raccontano la moglie e la figlia, ancora molto scosse. Lui non voleva... Si è opposto, non ha voluto andare a finire di là perché sapeva che facevano. E allora hanno preso col cazzo della pistola. Avevano una pistola e gli hanno una pistola o qualcosa di
Era molto forte, ha detto mio marito. Perché gliel'hanno tirato in testa? In testa e anche sul naso, gli hanno rotto la testa e anche il naso. C'era uno alto e uno basso, quello alto lo bastonava e quello basso guardava dappertutto, prendeva dappertutto. L'anziano, che ha passato la notte in ospedale, ha perso molto sangue, era ovunque, anche il giorno successivo, eppure ha trovato le forze per provare a fermare i due criminali. Sono venuta qua, ho visto tutto sangue fuori perché mio marito era andato, gli aveva corso dietro anche. E sono scappati in bicicletta uno e uno a piedi. Ha lasciato qua la bici. Da quantificare il bottino e i danni subiti, resta però la paura. La paura ce l'abbiamo sempre, di mattina, di pomeriggio, di sera. Uno apre e non sa che cosa gli succede in questo momento. Potevano sparare, potevano ucciderci. Mio marito ha detto che un colpo più grosso di quello che gli hanno dato lo lasciavano disteso per terra. Ora ci spostiamo a Nervesa della Battaglia, sospeso da 2 settimane il servizio di controllo con le guardie giurate, subito la razzia dei ladri, è accaduto all'osteria Montello e sentiamo la rassegnazione della titolare. Ci ha portato via i gratta e vinci, sigarette, incasso e tutto quello che potevano, insomma. 20.000 euro è la stima del furto avvenuto stanotte verso le 2 ai danni dell'osteria Montello. Un ladro solitario, con il volto travisato, forse con l'appoggio di un complice a fare da palo, è riuscito a forzare la finestra del locale. Purtroppo queste persone entrano e non hanno paura di niente, purtroppo la legge sanno che glielo permette e lo possono fare. Ad immortalare il malvivente le telecamere del locale, le cui immagini sono ora oggetto dell'indagine dei carabinieri. L'amarezza per la titolare l'aver sospeso da sole 2 settimane il controllo dell'esercizio commerciale con una società di vigilanza privata. Abbiamo sempre avuto i controlli e tutto, sinceramente abbiamo disdetto da poco i controlli, non so se è una coincidenza. Il sospetto le viene. Esatto. Ma il bilancio dei furti questa notte a Bavaria di Nervesa poteva essere ben peggiore. Via Genio Zappatori è stato oggetto di un vero e proprio tentativo di razzia da parte del delinquente. Numerosi tentativi di scasso ai danni di altri negozi prima di riuscire a penetrare i locali dell'osteria. Ho sentito dai carabinieri che hanno constatato che hanno fatto visita anche da me. Sicuramente noi cittadini possiamo fare ben poco, solo sollecitare le forze dell'ordine. A prevalere tra i residenti sembra essere un sentimento di amara ironia e rassegnazione. Ma che rassegnato? È la normalità in Italia, dappertutto. Cosa vuole che sia? Se uno ha qualcosa, qualcun altro viene a rubargliela. Molti sono però a suggerire una proposta concreta. Altre telecamere in piazza sì, su tutta l'area andrebbe bene, perché sennò noi non siamo protetti. E ora la meningite con il 4º caso in una settimana, infatti è grave, un 55enne ricoverato al Caffoncello di Treviso. Per l'azienda sanitaria a favorire l'infezione da pneumococco è stata anche l'influenza, quest'anno particolarmente aggressiva. Nuovo caso di meningite, il 4º in una settimana, l'8º da dicembre a oggi. Al Caffoncello ricoverato un 55enne colpito da un'infezione da pneumococco in condizioni gravi ma stazionarie. Il paziente è stazionario, è arrivato con i classici sintomi della meningite, quindi forte mal di testa, dolore retronocale, febbre elevata, e nausea e sintomi di vomito. In questo momento è ricoverato in rianimazione, le condizioni sono stabili. Una decina i casi che ci si aspetta a livello provinciale nell'arco di un anno, non certo di un mese e mezzo. Effettivamente il numero è elevato, teniamo conto che meningiti da meningococco ne abbiamo avute 2, mentre il resto è rappresentato da ceppi di pneumococco, quindi ceppi che non creano episodi epidemici. L'ultimo paziente ricoverato manifestava forti sintomi influenzali. Il laboratorio di microbiologia ha verificato la presenza del virus nei pazienti colpiti, sospettando che uno dei sintomi principali, il forte mal di gola, costituisse un veicolo per l'infezione. La teoria era quella che la faringite potesse dare la possibilità allo pneumococco di entrare più facilmente nel retrofaringeo e attraverso il sangue arrivare rapidamente nelle meningi e dare la meningite. Abbiamo verificato questo su tutti i pazienti affetti da meningite, abbiamo riscontrato la presenza del virus influenzale, quindi questa correlazione noi l'abbiamo vista nel 100% dei pazienti.
Raccontiamo di una tragedia che ha colpito una 31enne al 5° mese di gravidanza e che è morta per un aneurisma. Aspettava un maschietto, cresciuta a Maerne e lavorava da 2 anni in una boutique di Venezia. Una morte improvvisa, di quelle che coinvolgono un'intera comunità. E una doppia vita spezzata da un aneurisma cerebrale. Non ce l'ha fatta Monia Benato, futura mamma di 31 anni, originaria di Maerne ma residente a Venezia. Abitava a Sant'Elena con il compagno Jacopo, gondoliere, in quella casa che attendeva l'arrivo del piccolo Edoardo. Non ci sono parole da aggiungere. Il tracollo la settimana scorsa, dopo il lavoro, era commessa nel negozio di lusso Ermea a pochi passi da Piazza San Marco. La ragazza ha cominciato ad avvertire un forte dolore alla testa, poi la perdita dei sensi. Jacopo non si è perso d'animo, è arrivato il 118 e la ragazza è stata trasportata immediatamente all'ospedale di Venezia, quindi all'Angelo, a Mestre, poi a Padova. Ma i tentativi di salvare lei e il figlio che portava in grembo sono stati vani. Mercoledì sono state quindi staccate le macchine. I funerali si terranno sabato alle 11 nella chiesa di Maerne, dove ha vissuto per anni in allegria con i genitori e i 2 fratelli più grandi. C'è un grande dolore che in questo momento sta vivendo una famiglia che naturalmente ha perso una figlia, un figlio, perché Monia portava in grembo un figlio, e questo è una cosa che non ha tante parole da aggiungere. Commosse le colleghe di lavoro di Monia, immediato anche il cordoglio della sede italiana della Maison affidato a un comunicato. In boutique dal 2014 Monia si è sempre distinta per la sua professionalità e gentilezza. Grazie alle sue doti umane e alla facilità nei rapporti interpersonali era molto apprezzata. Sì. E adesso ci spostiamo per un'altra situazione tragica a Padova, o meglio in provincia di Padova, per il giallo sul decesso di un 38enne che è stato ripescato dalle acque del Tergola a Vigonza. L'uomo, residente in un campo nomadi di Mirano, è spirato poi in ospedale. Il servizio. Non si esclude alcuna pista sul decesso del 38enne pregiudicato di Mirano morto nella notte in ospedale a Padova, Matteo Venturini, con precedenti per reati contro il patrimonio. Attorno alla scorsa mezzanotte sarebbe stato notato da alcuni passanti mentre immergeva la testa più e più volte nelle acque del Tergola, lungo via Murano a Vigonza, una zona in aperta campagna dove l'uomo sarebbe, il condizionale d'obbligo, giunto da solo. A dare l'allarme, dicevamo, alcuni passanti che non si sa come si trovavano nel luogo appartato proprio in quel momento. E qui scatta il giallo. Quando sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118, Venturini era privo di conoscenza. È stato tratto a riva ed è stato rianimato, trasportato in ospedale, poche ore dopo espirato. Sul volto e sul busto diverse ecchimosi che potrebbe essersi procurato da solo, visto che era completamente ubriaco, ma che potrebbero essere state provocate da uno o più ipotetici aggressori. Il 38enne da qualche tempo viveva nel ben noto campo nomadi di Via della Fantasia a Mirano, assieme alla fidanzata Rom. Non si sa come sia arrivato a Vigonza e cosa fosse venuto a fare. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso e forse dare una svolta al caso. Cambiamo argomento. 24 ore fa la presentazione del progetto della nuova torre di pediatria dall'ospedale di Padova, dal governatore Zaia, l'appoggio di chi ha sempre fatto la propria parte, ma nel reparto di oncoematologia è piena emergenza. 3 casi di leucemia, pensate, sono arrivati in un solo pomeriggio. Il progetto parte con tempi strettissimi, ma nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova tanti si chiedono come si potrà sopravvivere. 22 dicembre 2020, la data del possibile taglio del nastro, più di 1300 giorni, troppi per mamme, papà, famiglie che hanno un figlio malato. Le tappe sono state fissate, il 23 febbraio si riunirà la conferenza dei servizi, al tavolo comune e sovrintendenza. Il 24 febbraio sarà presentato lo studio di fattibilità. Alla politica ancora una volta la richiesta è chiara: fare tutto bene e farlo presto. Il governatore Zaia ci sta. Mi faccia dire innanzitutto che la politica ha fatto il suo dovere. Il sottoscritto, la mia amministrazione, ha stanziato in tempi non sospetti 25 milioni di euro, ovvero nel 2014/2015.
Tant'è, a soffrire restano i bambini. 3 casi di leucemia in un pomeriggio, un tumore il giorno precedente, solo in questa settimana. E intanto gli operatori sono costretti a chiamare famiglie che vivono nell'angoscia, la febbre e il dolore dei loro figli per spostare appuntamenti già fissati. Signora, suo figlio sta male, ma un po' meglio di questo bambino, lo facciamo passare davanti a lui. Telefonate che medici e infermieri non vorrebbero fare perché sanno che a riceverle è una mamma con il cuore gonfio di lacrime, una famiglia che non sa come urlare la sua rabbia e si affida a una professionalità riconosciuta a livello mondiale. Intanto i bambini in chemioterapia sono costretti a rubare 4 dei 6 letti destinati ai loro coetanei in attesa di trapianto. Nessun genitore pensa che sopravviverà al suo figlio. Con questa consapevolezza e con i dati scientifici che dimostrano che la leucemia può guarire si lavora ogni giorno, ma perché si arrivi alla tanto attesa soluzione davanti ci sono ancora quasi 4 anni. Ancora notizie da tutto il Veneto, ma le ritroveremo dopo una breve pausa. Eccoci tornati in studio, ma ci spostiamo subito a Padova perché torniamo ad occuparci delle bollette pazze che erano arrivate ad alcuni residenti delle case Ater di Padova. Sentiamo. Ater e APS ci rimpallano, presente il ping pong da una parte all'altra e non si sa qui come andremo a finire. Continua il gioco del rimpallo di responsabilità in merito alle bollette pazze arrivate ai residenti delle case popolari di quartiere Palestra a Padova. Cifre da capogiro, come vi abbiamo già raccontato, per appartamenti di 40-50 metri quadri. Cifre spaventose, cioè, dei conti che abbiamo fatto, persone che avevano versato annualmente un 600-700 euro per appartamenti intorno ai 50 metri quadri, dovevano ancora versare i 1.500-2.000 euro di acconto. È dal 2003, da quando sono stati consegnati gli immobili, che il problema è sempre lo stesso. C'è un impianto che non funziona e c'è una dispersione spaventosa. Ci aggiriamo su dei valori che sono intorno ai 200-250 mila euro di dispersione e tutto è rimasto lettera morta, e però continuavano ancora ad andare lì nell'impianto a mandare le ditte per tamponare l'uscita d'acqua di là, la tubatura che si rompeva. E intanto a rimetterci sono sempre soli i residenti, per lo più anziani, per quanto APS abbia deciso di attuare un regime di rateizzazione delle bollette che però non risolve il problema. Non può essere che la dispersione viene imputata tutta agli assegnatari. No, non può essere, e qui torna alla ribalta una questione di tutela e protezione delle fasce più deboli. Da un canto Ater, il direttore per Rete Veneta è un desaparecido, dall'altra il comune, che avrebbe dovuto controllare l'operato dell'ente case popolari. Evidentemente le promesse di aiutare le persone in difficoltà sono difficili da mantenere. Noi continueremo a seguire questa vicenda, a stare al fianco dei cittadini finché non avranno risposte concrete. Ora ci spostiamo a Nove, dove è guerra contro la costruzione del nuovo impianto per la produzione di pellet e cippato da biomassa legnosa, questa è la definizione. Una battaglia che molti cittadini stanno conducendo in favore dell'ambiente, che Rete Veneta appoggia, e anche Antena 3 naturalmente. Ma oggi vi riveliamo in anteprima con quale arma si può bloccare tutto. Abbiamo bambini piccoli e bisogna che preserviamo la nostra salute, non possiamo far da cavio sulla loro pelle. La guerra della biomassa, titolo da film fantascientifico, ma è tutto vero e sta succedendo a Nove. I cittadini sono spaventati e furiosi dopo aver scoperto da un giorno all'altro che in paese, senza tanti clamori, è in costruzione un impianto per la produzione di pellet e cippato da biomassa legnosa, un vero fulmine a ciel sereno. Ci siamo trovati in giro di poco tempo con questa costruzione, tanti pensavano che fosse un'abitazione subito. I cittadini adesso temono le possibili ricadute dell'impianto sull'ambiente e sull'aria che si respira a Nove. L'iter però è già avanzato e tra 2 mesi la centrale potrebbe essere inaugurata. Potrebbe, perché manca ancora la firma del sindaco. Come comitato abbiamo depositato una diffida che non faccia nessun'altra firma. Alcuni cittadini non si arrendono e hanno costituito il comitato No Biomassa, una battaglia che Rete Veneta appoggia con una nuova arma, si chiama referendum. Sì, perché una petizione popolare può bloccare tutto, ma servono 400 firme.
è la prova del 9. Sì, sicuramente ci arriveremo e a breve anche, penso, visti anche i risultati che abbiamo dalla pagina Facebook, in una sola giornata e mezza abbiamo già più di 200 mi piace, penso che questo sia un segnale, insomma, di forte disappunto da parte di tutta la cittadinanza. A Belluno ora, dove la Lega Nord rompe gli indugi e presenta il candidato sindaco di bandiera. Si tratta di Franco Gidoni, attualmente consigliere regionale. La Lega Nord si presenta all'appuntamento con le prossime amministrative dopo 5 anni dolorosi, dice il segretario nazionale Gian Antonio D'Arè. Nessun uomo del Carroccio nella consigliatura Massaro e oggi è giunto il tempo della rivincita. Sul tavolo la Lega mette il nome di Franco Gidoni, il nostro uomo migliore, afferma il presidente della regione Luca Zaia. Lui è veramente un kamikaze, cioè uno che è sempre sul pezzo. Ed è uno dei migliori consiglieri che ho. Franco Gidoni, classe 1955, ingegnere di professione, è stato vice sindaco di Belluno nell'amministrazione Bortoluzzi e poi primo cittadino del capoluogo per un solo anno dopo la morte di Celeste Bortoluzzi. Nel 2008 viene eletto deputato e ricopre l'incarico di capogruppo della Commissione Difesa della Camera. Dal 2015 è consigliere regionale eletto nella lista Lega Nord. A Belluno, ci dice, torno con 10 anni di esperienza in più. Ci torno con entusiasmo, devo essere sincero, ci torno perché mi è mancata una parentesi intera da sindaco nella mia esperienza politica, ho sostituito Celeste per un anno, credo anche benino, tutto sommato, se tanti ancora se ne ricordano e se questi tanti poi mi hanno anche chiesto di rimettermi in gioco. L'obiettivo è innanzitutto politico, riportare il capoluogo al centro dell'attività amministrativa di tutta la provincia, rivitalizzare la città e il suo centro storico, le frazioni, le attività produttive. Per una riforma così criticabile è stata tolta l'elettività alla provincia, è stata un po' svilita la funzione del Presidente della provincia e credo che in questo vuoto istituzionale il sindaco della città capoluogo possa ripresentarsi ai colleghi come quello che possa fare così un po' il punto di riferimento. Il sondaggio commissionato a Natale a SVG non viene svelato nei numeri, ma il sorriso del segretario nazionale lascia intendere che la partita per il centrodestra è apertissima. È una candidatura aperta a tutto quello che è il mondo del centrodestra, liste civiche che molto importanti che operano nel bellunese, ma soprattutto a uomini di buona volontà che vogliono rilanciare questa città, che è una città importante. Da troppi anni il comune di Conegliano ritiene di subire un torto dallo Stato in materia fiscale, così primo caso in Italia il sindaco fa causa direttamente a Roma. Penso al 2015 che è stato l'anno peggiore a fronte di un prelevamento dal gettito IMU di quasi 4 milioni di euro, ci sono stati restituiti 174 mila euro. La pazienza è finita. Il comune di Conegliano ha deciso di diventare il primo in Italia a far causa allo Stato per la restituzione di proventi dell'IMU. Da troppi anni i soldi versati dai cittadini per pagare questa imposta comunale non tornano a Conegliano per essere poi investiti a favore della collettività, ma vengono impiegati in altro modo dal governo. E così il sindaco ha deciso di rivolgersi alla magistratura, soprattutto dopo una pronuncia favorevole della Corte Costituzionale. Nel giugno del 2016 Conegliano, forte di questa pronuncia, presenta istanza allo Stato, che si pensava avrebbe pagato senza battere ciglio. Invece da Roma, spiega il sindaco, nemmeno una risposta. Ma non è che quei soldi trattenuti siano andati a fare solidarietà per popolazioni colpite da calamità o quant'altro, ma sono stati ridistribuiti secondo delle modalità e dei meccanismi perversi. Intanto Conegliano, insieme a circa metà dei comuni trevigiani, ha fatto ricorso al TAR del Lazio e si attende anche da lì una sentenza. Il comune pensa al 2013, uno degli anni peggiori, con 4 milioni di prelievo e solo 1 milione restituito. In virtù di questa sentenza della Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale il meccanismo, avremo diritto a circa un altro milione di euro, 900 mila euro. Io credo che sia doveroso da parte nostra tutelare la cittadinanza di Conegliano e quindi andare fino in fondo. L'udienza è prevista per il prossimo giugno e la cifra attesa è dunque, tanto per cominciare, di almeno 900 mila euro. Questi sono soldi delle tasse pagate nell'ambito dell'IMU, quindi di un'imposta municipale destinata alla città. Per tutela dei nostri cittadini riteniamo di andare fino in fondo. Ed ora una singolare forma un po' di protesta dei veneziani del centro storico che, travolti dal turismo di massa, si considerano in via di estinzione. Vediamo.
Forse non resta che affidarsi al WWF per salvare gli ultimi residenti veneziani. Col panda gigante ci sono riusciti. Nel 2016, quello che è diventato il simbolo della protezione della natura nel mondo intero è stato infatti ritirato dalla categoria come specie in pericolo per passare nella categoria di specie vulnerabile. E allora ecco che i veneziani indossano la maschera dei panda per manifestare contro l'esodo e la monocultura del turismo che sta spopolando la città. E manifestano sul sagrato della chiesa della Madonna della Salute. Non è un luogo scelto a caso. Questa chiesa fu eretta nel 1630, quando la popolazione della città precipitò da 143.000 a 98.000 abitanti per scongiurare altre epidemie. Abbiamo voglia di riprendere la città e fare sì che questa città sia vivibile, sia di nuovo a misura di residente, una città dove anche i giovani possano trovare lavoro, possano trovare casa, e quindi questa è una manifestazione, uno flash mob di speranza. Noi siamo qui a dimostrare la nostra volontà di ripresa. Venezia è scesa sotto quota 55.000 residenti. Nel 1951 sfiorava i 175.000 abitanti, vale a dire 120.000 persone in più. L'esodo verso la terraferma pressoché costante è stato calcolato, almeno per quello che riguarda l'ultimo periodo, in 2,6 abitanti al giorno. Le proposte per invertire la tendenza non mancano. Il gruppo 25 aprile le ha raccolte in una serie di assemblee tra i sestieri, ma la risposta deve arrivare da un interlocutore che su questo tema appare assente da decenni, la politica. 20 proposte presentate in un incontro pubblico all'Ateneo Veneto. A partire dalle case, a partire dal traffico acqueo, dal motondoso, dal lavoro, dalla rivalutazione dell'arsenale. Le nostre proposte ci sono, le abbiamo fatte in quel giorno là, non abbiamo visto nessuno della Giunta. Ci auguriamo che adesso le cose siano realmente in un'altra direzione. Allora vi lascio alle previsioni del tempo e vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Alta pressione torna ad essere soleggiato sulle nostre regioni nella giornata di sabato 18 febbraio. Nel dettaglio sul Veneto bel tempo soleggiato e stabile, vanno evidenziate un po' di nubi alte e stratificate sui settori alpini, sul nord veneziano e anche qualche nebbia sul veronese. Temperature massime previste tra 10 e 12 gradi, minime attese tra -1 e 5 gradi circa. Andiamo a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Tempo stabile e soleggiato su tutta la regione, salvo poche nubi sparse qua e là, ma di tipo alto e del tutto innocue. Temperature massime previste tra 11 e 13 gradi, quelle minime saranno attese invece tra lo 0 e i 4 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui tempo stabile e soleggiato, salvo più nubi sui settori alpini di confine con rari fiocchi fino in collina. Temperature massime in lieve calo previste sui 10 gradi, minime fredde e attese tra -2 e -4 gradi. Il mare sarà quasi calmo sulle coste e poco mosso al largo. I venti invece saranno moderati da nord, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Questo aggiornamento è giunto al termine, grazie per l'attenzione e arrivederci a domani. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.